Oggi ci ritroviamo per parlare dell'istituzione di un nuovo comitato, il Comitato del 2 agosto, Basso Piave. Abbiamo qui la presidentessa, la signora Roberta Moretto. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Innanzitutto vuole spiegarci qual è il significato di questo nome, 2 agosto, da dove deriva? Allora, il 2 agosto è riferito alla festa che c'è ancora in uso qua, che è la festa degli Omeni, cosiddetta. 2 agosto. È un nome che arriva molto da lontano, da Napoleone, si dice, quando diceva ai suoi militari do à gauche, perché portando i pantaloni molto aderenti c'erano delle cose un po' da una parte e un po' dall'altra. Abbiamo capito. Vogliamo parlare della finalità di questo comitato, cosa vi prefiggete di fare? Allora, questo è un comitato che sorge abbastanza spontaneamente da persone che hanno delle esigenze di organizzare degli eventi finalizzati alla socializzazione, al divertimento. Un comitato che come particolarità ha il fatto di non ricorrere a fondi pubblici, di finanziarsi attraverso la quota associativa e con l'antico rimettere in pratica praticamente il baratto. Noi facciamo una cosa e qualcuno ne fa un'altra. Soprattutto su persone che prestano la loro opera senza scopo di lucro. Ora diamo la parola invece alla signora Olga Torresan, che è invece una socia appunto di questo comitato. Quali sono i progetti immediati, futuri del vostro comitato? Sì. I nostri progetti sono l'individuazione di date ormai dimenticate e il ripristino di alcune date come il 2 agosto ancora nei nostri ricordi ma cadute in disuso in quanto a festeggiamento. Ci sono varie date che noi ricordiamo, ce ne sono altre che forse ci sfuggono. Se qualcuno ha dei suggerimenti siamo ben lieti di accoglierli. Ci sono alcune date che noi non festeggiamo più, per esempio la metà quaresima, che quest'anno cade il 15 di marzo. In questa occasione noi faremo una bellissima festa in cui si brucerà a Veccia, che non ha niente a che vedere col Panerin. Ci sono altre feste in programma, con le date ancora da individuare. Ci sono delle feste assolutamente nuove, tipo una festa della birra pensata in modo del tutto diverso dall'importazione di prodotti d'Oltralpe. Ci sono delle altre cose in programma per l'estate, per l'autunno, e in tutto questo si proporranno dei cibi, dei giochi, dei festeggiamenti tipici della nostra tradizione, della nostra cultura, che noi andremo a ripristinare, andremo a ricordare, a pubblicizzare, alle quali verrà invitata tutta la popolazione, che speriamo ancora numerosa. Il tutto sarà a costo praticamente zero e questo è l'altro scopo della nostra associazione Comitato. Facciamo quindi un grosso in bocca al lupo a questo nuovo comitato del 2 agosto, con l'augurio che trovino tante nuove attività, che ci coinvolgano e che ci invitino magari alla prossima festa. Certamente, ci rivedremo prossimamente. Grazie a tutti.